Amici del cabaret, Riso fa buon sangue con Abis Veneto organizzano la Crociera del Sorriso dall'11 al 18 ottobre 2015. Per informazioni e prenotazioni 7 Viaggi, telefono 328 03 49 712 o inviare un'email a 7viaggi@yahoo.it. Riso fa buon sangue. Una risata attiva cuore, muscoli, cervello, polmoni. Stimola le endorfine, aumenta il flusso sanguigno, aiutando il sonno e l'autostima. Vi vogliamo in perfetta salute. Rido quando la vita è dura, solo rido. Riso fa buon sangue. La comicità per la promozione della donazione di sangue. Diventa anche tu un donatore. Buonasera Angiari! Perché diventare donatori? Perché diventare donatori? Perché diventare donatori è una bella cosa. Vedere la gente che si diverte è un ulteriore valore aggiunto che diamo alla nostra associazione. Desidero fare i miei complimenti veramente a tutto il gruppo Abis di Angiari. Grazie, continuate, ricordatevi che donare il sangue è donare la vita. L'importante è che riceviate il messaggio e che diate anche il vostro contributo. Va bene così mi piace. Assaggiamo Maria perché siccome è droga, prima volta sei buona, la volta che fare male. Perché come suocera con un rapporto che è tutto una fine del mondo. Come so sposarmi fa Gino, mi raccomando che quando te fai a casa nuova e che sia un anguito per me. E mi avevo fatta tonda. Purtroppo a causa di questa mia timidezza non riesco a trovare una ragazza. Uno che ha tutte queste scuse. Meno con mia paura. Ragazzi, meno con paura. Mia al massimo qualche roba compresa tra scassette e scanove. Cioè? Scagotto. Sì, solo sentire la parola agosto. Agonia, agoniare, agostino, finire parole per fortuna. Mia moglie che mi prende sempre in giro perché mi chiamo Fosse di cognome e mi occupo dei servizi cimiteriali, quando lei ha una ditta di spurghi e di cognome fa profumato. 3! Poi ripulitosi al meglio con delle foglie di castagnaro, guardò l'orizzonte, si stava facendo l'albaredo. Mi stavo dimenticando. No! Allora sediamoci, cacchio. Allora qua è lunga. Panini, quanti caffè? Adesso ridiamo però. Giusto. Però è importante, io lo devo dire che questo spettacolo è riuscito anche perché è un sit-in, l'abbiamo fatto.